Lancio di carciofi contro il vice sindaco Giancarlo Gentilini, l'episodio davanti a Cassugana, denunciati 2 no global. Buonasera a tutti telespettatori e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. In apertura il blitz vandalico contro Giancarlo Gentilini. Questa mattina il vice sindaco di Treviso è stato bersagliato da un lancio di carciofi da parte di 2 no global che si sono intrufolati nella festa delle donne del comitato Se non ora. Quando? Vi mostriamo tutte le immagini del raid. Vediamo. Voleva essere un gesto di riflessione nel giorno dell'8 marzo, ma l'estemporaneo incontro mattutino fra le donne del comitato Se non ora quando e Giancarlo Gentilini davanti a Cassugana è stato guastato da un blitz vandalico contro il vice sindaco di Treviso. Ecco nel filmato in presa diretta protagonisti dell'inaspettata incursione 2 no global, uomini che impugnano carciofi come quello che la consigliera comunale Antonella Tocchetto del PD vorrebbe donare allo sceriffo. Vieni fuori, oggi è la festa delle donne e regaliamo i carciofi oggi. No, io sono perché i carciofi costano un sacco di soldi e io sono un mimoso. Non fate niente per la spesa delle donne. Io sono un mimoso, no, sono non mi andato a interessa. baciare tutte Ma le i donne fino carciofi è adesso. meglio. Quindi... Improvvisamente entrano in scena i 2 attivisti del centro sociale. Dai i soldi per le corriere che ci viene fuori la festa delle donne. Dai i soldi per le corriere. Il leghista reagisce con rabbia. Vai in Russia, vai! Oh, imbecille! Sono manifestazioni, sto qua! È anarchia questa! Perché a me piace discutere, ma non con questa gente qua! Gli aggressori si giustificano così. Ma sta facendo lo show, se la sta tirando! Vai, fa piacere! Andate a lavorare! Le donne però non gradiscono e prendono la distanza dal raid alla pari del Partito Democratico. Gli atti violenti, anche se insomma non li enfatizziamo, ma sono stati atti violenti, non ci appartengono e noi non ci riconosciamo in questo tipo di manifestazioni. Nel pomeriggio tentativo di pace con una lettera a Genti, furioso nonostante la solidarietà di Luca Zaia e Leonardo Muraro. No, mi meraviglio di te. No, siamo fermati un attimo, ti regaliamo. No, io non parlo No, ma fermati io non un parlo attimo, con ma gente perché? che si comporta così. I 2 giovani, appartenenti alla sinistra antagonista di area UBI Club, hanno 20 e 21 anni. Le persone sono state identificate prontamente dal personale della Digos che ha ripreso anche con una videocamera l'accaduto. Riferiremo all'autorità giudiziaria che potrà verificare se ci sono vere ipotesi di reato. E la denuncia è già pronta, imbrattamento. E proprio a questo increscioso episodio che si è verificato stamane davanti a Cassugana, rovinando di fatto la manifestazione organizzata dalle donne, è dedicato il Dite la vostra di oggi. Protagonisti 2 giovani dei centri sociali e il vice sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini. Gentilini nel mirino è dunque il tema di oggi, sul quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione. Potete farlo con le consuete modalità via SMS al 349 0541 060 oppure lasciando un messaggio alla nostra segreteria telefonica allo 0422 023 08 98.